Insomma, ha cambiato la vita di tutti i veneti, no? Pensare che c'era qualcuno che non la voleva fare il tunnel, no, saremo ancora là ad aspettare la macchina per cominciare a scavarsi. Non se lo dimentichino i veneti questo. Significa anche un rispetto dei tempi, un rispetto della nostra gente, insomma, significa un Veneto che funziona meglio dell'Italia. Significa anche un orgoglio, perché questa è la prima opera della legge obiettivo, di quelle importanti, di quelle del famoso tabellone, no, che viene realizzata. La prima, ed è successo qui in Veneto, non da altre parti d'Italia, non in altre regioni. Se qualcuno vuole segnalarlo a qualcuno che ogni tanto se ne dimentica, lo faccia. Se qualcuno, visto che c'è qui, ci sono qui autorevoli esponenti del suo partito, li vuole segnalare che oggi si inaugura un altro importante svincolo sull'opera più importante che sia realizzata in Italia, che oggi si incrementeranno i proventi, questo sì che è federalismo vero, perché la grande invenzione di questa regione, di questa amministrazione, è la CAV, la società alla quale vengono devoluti i proventi del passante, che vengono reinvestiti a favore del Veneto. Ecco, se qualcuno qui presente vuole avvertire di ciò il ministro Calderoli, forse gli evita qualche brutta figura.